Prego. L'altra domanda contata, ma è stato il tuo addio a Lugano? Ma che domanda è? Che domanda è? Il papà è stato bellissimo, ho vissuto dei mesi bellissimi, ripeto, ho condiviso tante gioie, qualche amarezza, ma fa parte della vita, no? La vita è fatta di alti e di bassi. Oggi si sono andato a salutare tutti i tifosi perché era l'ultima giornata in casa e quindi mi è sembrato giusto, visto che loro hanno sempre rispettato anche qualche piccola richiesta che io ho fatto durante l'anno e poi devo dire, come ho detto in pre-gara, ieri nella conferenza stampa i tifosi a me hanno dato tanto quando ero qua, quando non c'ero e quindi io sono molto, ne li porterò sempre dentro indipendentemente di dove sono l'anno prossimo o cosa farò l'anno prossimo, però non è un problema di adesso sabato abbiamo un'altra partita a Terni, anche quella proveremo vincere così come abbiamo cercato di fare oggi. Purtroppo gli episodi non ci hanno aiutato, sapevo che magari non poteva essere una partita brillante come tante altre, però ci abbiamo provato con le forze che avevamo, ripeto, siamo arrivati alla fine un po' stremati con qualche giocatore un po' in difficoltà, però io sono stato molto bene. Senti, io ti faccio una domanda secca, solo una cosa. Se potessi tornare indietro, cosa faresti di preparazione estiva per sé? Gli infortuni no, nel senso che nel giorno di andata che ci sono stati grandi infortuni, questo no. Posso dire che la preparazione fatta in loco, nel caso qua a Padova, ha portato qualche difficoltà in più sicuramente, perché quando tu ti alleni c'erano 35 gradi, 36 gradi, è normale che la fase di recupero delle fatiche giornaliere è molto limitata e questo comporta sicuramente un'assimilazione del carico di lavoro più lenta, ma sono tutte cose che la società appena finirà il campionato penso che si prenderà un po' di periodo di riposo e poi affronteranno i problemi che quest'anno ci sono stati per cercare di fare meglio nella prossima stagione. Però queste erano le esigenze e così abbiamo fatto. Insomma, io non sono una persona, visto che non mi interessa fare il manager, ma sono solo esclusivamente un allenatore, io mi adeguo un po' a quelle che sono le decisioni della società, mi piace condividerle perché, come dice Mister Conte, è giusto che l'allenatore partecipi alle cose, però se ci sono problemi economici è giusto che l'allenatore si metta a disposizione, se ci sono altri tipi di problemi è giusto che l'allenatore li sappia perché insieme si possono magari affrontare meglio la situazione o la stagione, solo quello. Poi io sono un allenatore e credo che in una squadra di calcio, così come nelle migliori famiglie, ci deve essere il papà e la mamma non può sostituire il padre non può sostituire la madre. Quindi in una squadra di calcio deve essere l'allenatore e il direttore sportivo, o meglio, il direttore sportivo e l'allenatore. Questo è quello che, cancellando un po' quello che dicono, che l'ironia che fanno sulla mia figura da manager, che fa ridere, sono manager di me stesso, la mia compagna legge ogni volta manager, tu manager. Fa ridere. Beh, no, vabbè, volevo farla prima per completare, poi si è cambiato argomento. Stavi dicendo qualcosa sulla sua domanda. Hai detto sono stato bene a Padova e poi c'è stata l'altra domanda, ma io la giro, se fosse Fulvio Pea a decidere, questa è l'ultima partita a Lugano, perché immagino che non guarda solo i tifosi. Io credo che tutto quello che si dice adesso del futuro può portare dei problemi a chi magari il futuro lo deve disegnare. Siccome io qua sono stato bene, non voglio creare dei problemi a chi disegnerà la stagione prossima e quindi è giusto che la società scriva il suo programma, faccia e poi dopo valuti le varie situazioni. Ripeto, indipendentemente dal volere di tutto, questa è una piazza importante, come potete vedere tutti i giorni c'è un allenatore nuovo, no? Che si siede su questa panchina, ma proprio perché vi deve fare onore, perché così come sono orgoglioso io, perché vedere tutti questi nomi vuol dire che è una panchina molto ambita e questo è perché Padova è una città, è una società, è un club molto importante, glorioso, quindi è normale che ci sia tutto questo.
Stefano. No, sul futuro non ti chiedo niente perché aspettiamo una settimana. Ma a te invece potrebbe giocare un altro giovane, Luca Maniero, magari in porta? Ma io devo sempre cercare di equilibrare tutto. E quindi valuteremo come è stato fatto oggi, indipendentemente dalle situazioni che si verranno a creare. Oggi c'era questa possibilità, volevamo farlo, come avete visto c'erano questi due ragazzi, uno per esigenze e uno perché il ragazzo è sempre nato con noi tutto l'anno, ma purtroppo non c'è stata la situazione ideale. E poi sono sempre comunque dei giocatori che sono un capitale della società. A volte bisogna stare attenti a non bruciare questi capitali, e quindi bisogna scegliere la situazione migliore, la situazione più tranquilla e mettere nelle condizioni di chi scende in campo magari di poter dare il meglio di sé. Bisogna usare il buon senso come sempre, come bisogna fare sempre, dai, in tutte le cose. Siamo persone mature e bisogna fare così. Poi è normale, ripeto, che la volontà c'è, però a volte, come è successo oggi, non c'era la circostanza, perché in campo c'erano delle problematiche. Sul rigore cosa dici? Quello che non ci ha fischiato, quello che ci è andato fuori. No, ma dai, no, mi dispiace perché la squadra meritava secondo me la vittoria, nonostante il ritmo magari inferiore rispetto alle ultime partite, perché siamo tornati a giocare il caldo e questo sicuramente non ha aiutato, visto che abbiamo giocato parecchie partite di sera e abbiamo fatto un po' fatica sul piano del ritmo, però la squadra ha cercato di vincere la partita. Alla fine del primo tempo, nell'ultima parte del primo tempo, quando poi siamo passati in vantaggio, la squadra ha spinto molto, soprattutto nella fascia destra, e con grandissima qualità. Siamo entrati in campo nel secondo tempo, eravamo un po' frenati dalla loro foga della squadra avversaria, poi abbiamo ripreso in mano la partita e purtroppo quell'episodio del calcio di rigore ci ha un po' disturbato, diciamo così. Poi non siamo stati più lucidi nel dover riprendere, anche se comunque abbiamo creato ancora qualcosina. Però va bene. Diciamo che forse l'arbitro è stato un po' Donambogno, penso che ha compensato l'episodio del primo tempo. Neanche nel primo tempo c'è. No, Io non ho visto rigori oggi, però io non voglio. Pare che ci fosse, Io davanti a me non ho visto. Comunque c'è ognuno di noi, no? Oggi magari un mio giocatore ha sbagliato un passaggio, ha sbagliato un gol, così come quello dell'avversario, quindi ci sta, lui è lì che poverino, l'unico che deve correre sempre sia quando la palla c'è una squadra che quando la palla c'è l'altra, quindi spende talmente tante energie che a volte magari qualche vista può. Però ripeto, io non ho visto la situazione, insomma, non mi interessa neanche comunque giudicarlo, ma la partita è finita. Bene, Il campionato come in alto? Me lo vedo? Come potrebbe finire? Non lo so. Considerando che sei di buono Sassuolo Di Verona è. È bello, non è stato un campionato, sembrava noioso a un certo punto perché ormai sembrava che per mettere davanti e sei per l'ultima giornata ad assegnare i posti a queste tre squadre. Poi Livorno, Sassuolo e Verona hanno fatto un campionato strepitoso, secondo me l'Empoli è riuscito a tenere il passo molto bene nonostante la partenza non buona. Valissima la società a continuare a proseguire a credere nel lavoro programmato in estate. Loro quattro hanno fatto molto bene, insomma, sono stati molto bravi. Va bene. se non ci sono altre domande, Grazie a voi. ringraziamo.